notizie da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, un'altra puntata di Auto da Fè qui su Radio Libertà. Con noi, gradito ritorno dopo tantissimi anni, il dottor Gioachino Genchi, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno dottor Genchi e grazie per essere di nuovo con noi. L'ultima volta che l'ho visto sono arrivati i carabinieri da Catanzaro e spero che non succeda neanche anche questa volta a identificarmi. Allora, come molti di voi sapranno, il dottor Gioachino Genchi è uno dei più grandi esperti di questioni informatiche che hanno lavorato con tanti tribunali in Italia. È nato a Castelbuono, in quel di Palermo, nel 1960, avvocato innanzitutto. Nell'85 supera il concorso di vicecommissario della Polizia di Stato. Dall'87, con Giovanni Falcone, inizia a lavorare nel settore dell'analisi informatica dei dati processuali. Svolge l'incarico di consulente tecnico per l'autorità giudiziaria, per i tribunali in numerose indagini in importanti processi. Collabora anche alle indagini sul primo fallito attentato della Daura del 21 giugno dell'89 a Giovanni Falcone. Collabora alle indagini sulla strage di Capaci del 23 maggio 92, in cui furono sterminati Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, e successivamente, dopo il 19 luglio del 92, anche alle indagini sulla strage di Via D'Amelio, in cui fu eliminato il procuratore Borsellino e gli agenti della sua scorta. Come tutti ricorderanno, e qui mi rifaccio ai carabinieri che furono mandati anche qui, si occupò dell'indagine Why Not, il famoso procedimento Why Not dell'allora pubblico ministero De Magistris, che si occupava di collusioni istituzionali che inquinavano il mondo della politica, dell'imprenditoria, della magistratura calabrese in particolare. Dopo questa vicenda Why Not, oltre piccola cosa, appunto all'esperienza che citavo personale, è iniziata nei confronti del dottor Genchi una vera e propria campagna di delegittimazione. Lei ha usato, parlando di se stesso, questa parola, no? Credo sia molto appropriata, con inchieste giudiziarie strumentali, a giudicare poi come si sono concluse, sequestri, processi penali. Il dottor Genchi è uscito assolto da qualsiasi addebito, di qualsiasi genere. Perfino l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, qualcuno dei nostri ascoltatori lo ricorderà, disse che Genchi era il re degli spioni e che di lì a poco sarebbe accaduto il più grande scandalo della Repubblica, perché non so quante centinaia di migliaia di persone il dottor Genchi aveva messo sotto controllo illecitamente, secondo il presidente Berlusconi. Viene messo sotto accusa dal Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, all'epoca presieduto dal senatore Rutelli. Viene indagato dalla Procura di Roma, dai procuratori Toro e Rossi. Anche da tutte queste accuse l'avvocato Genchi, oltre che da quelle del Copasir, viene assolto, da ultimo in sede giudiziaria, perché il fatto non costituisce reato, sentenza del 2015. Dopo essere stato definitivamente destituito dalla Polizia di Stato perché accusato di avere offeso in un intervento pubblico l'onore e il prestigio del Presidente del Consiglio Berlusconi, provvedimento che non credo sia mai stato assunto verso nessun esponente della Polizia di Stato per questioni di opinione. Comunque, dopodiché, dopo tutto questo, viene appunto destituito dalla polizia, ma tutti i provvedimenti cautelari e disciplinari che il Ministero dell'Interno adotta contro di lui vengono annullati infine con una sentenza del 2014. Viene reintegrato nel servizio di polizia nel 2016, ma da settembre 2016 riprende la sua antica professione, quella di avvocato, e si reiscrive all'Ordine degli Avvocati di Roma. E attualmente sta difendendo una delle persone di cui magari parleremo oggi, dottor Genchi, in relazione alla questione dei cosiddetti spioni. Intanto credo che se deve aggiungere qualcosa rispetto alla sua biografia l'aggiunga pure, prima di iniziare la nostra conversazione. No, perfetto, non poteva fare di meglio. Allora, principalmente per la sintesi. Ecco, dicevamo che come avvocato Gioachino Genchi sta difendendo Carmelo Miano,
che è il giovane hacker, così è stato definito, che è riuscito, poi vedremo come e perché, a entrare in banche dati molto riservate. Ora, dottor Genchi, i giornali hanno messo insieme la vicenda del suo assistito, il giovane Carmelo Miano, con la vicenda di Pasquale Striano e del dottor Laudati all'interno della Direzione Nazionale Antimafia, che è tutto un altro genere di accessi illeciti, di spionaggio, chiamiamolo così per sintesi, con il caso di Vincenzo Coviello, il funzionario della Banca Intesa di Bitonto che ha spiato migliaia di persone, 7 presidenti del Consiglio. I giornali hanno messo insieme un po' tutte queste storie. Credo che bisogna fare però un po' di distinzioni. E da ultimo è scoppiata proprio in questi giorni, tra ieri e oggi, un'altra vicenda della quale sicuramente anche chi ci segue avrà saputo, e che è relativa a un altro centro di spionaggio, diciamo così, questa volta basato a 2 passi dal Duomo, in via Pattari a Milano, con una società posseduta largamente dal presidente della Fondazione Fiera e da un poliziotto molto famoso che si è occupato di vicende molto importanti della nostra cronaca e della nostra malavita, il dottor Carmine Gallo, il presidente della Fiera. È stato citato, diciamo così, come l'ispiratore di questa società che spiava appunto una quantità di persone, Enrico Pazzali, il presidente della Fondazione Fiera, è una società Equalize che in qualche modo metteva insieme informazioni molto, molto riservate, tratte soprattutto dalla banca dati delle forze di polizia, delle varie forze di polizia, ma anche accedendo a molte altre banche dati pubbliche riservate, dall'Agenzia delle Entrate alla banca dati Fisco e Serpico, segnalazioni, operazioni sospette, INPS e via dicendo. Insomma, questa di Milano sembra essere ancora un'altra vicenda che, mi perdonerà, dottor Genchi, mi ha portato un po' alla mente la vicenda Tavaroli e il caso degli spioni. Telecom, altro precedente storico. Sempre in tema di precedenti, qualcuno ha ricordato il caso di Pio Pompa presso il SISMI, il Servizio Segreto Militare. Anche lì c'era stata un'operazione di accumulazione di informazioni e di dossieraggio. Insomma, mi fermo qui e le chiedo una cosa molto semplice, a partire dalla vicenda che riguarda il suo assistito, il giovane Carmelo Miano. Le altre, che differenze, che analogie ci sono? E diciamo, tutte queste storie, le butto là subito una domanda più generale: perché vengono fuori adesso e a che cosa preludono secondo lei? Perché mi pare che da parte politica sia già uscito il proposito di rafforzare il codice penale, cioè inasprire le pene per questo tipo di reati di accesso abusivo e bla bla bla, e dall'altra parte, insomma, giro di vite alle intercettazioni, che con queste vicende non credo abbiano molto a che fare, ma io ho letto anche questo, no? Allora, la matassa è un po' ingarbugliata, io le lascio il compito di disingarbugliarla a nostro beneficio, dottor Genchi. Allora, iniziamo col dire che di tutti i casi che lei ha riferito, tanto nella premessa quanto poi nel prologo, è l'unico dato certo di tutti gli episodi che ha citato è il mio, con le assoluzioni, con sentenze passate in giudicato in tutti i processi nei quali sono stato indagato e imputato. Gli altri sono sub iudice, nel senso che ci sono ancora delle indagini e quindi è chiaro che vale per tutti la presunzione di innocenza. Ben oltre la presunzione di innocenza, le condotte che sono contestate ai vari soggetti, quindi banchiere di Bitonto, Miano, questi ultimi di Milano, hanno comunque delle evidenze documentali che non abbisognano di una sentenza per poter essere valutate. Sicuramente vi sono state delle intrusioni in sistemi informatici istituzionali particolarmente importanti, che gestiscono informazioni che attengono alla sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, anche alla sicurezza militare, oltre ai dati giudiziari, informazioni sensibili, che rappresentano, diciamo, delle violazioni, un pericolo enorme. Io ritengo che l'unico comune denominatore, diciamo, di queste varie inchieste risieda nel fatto che
gli ultimi episodi, in particolare la vicenda Striano e la vicenda Miano, hanno determinato già nella fase delle indagini un allarme all'interno delle strutture istituzionali tecniche preposte alla vigilanza dei sistemi, e quindi hanno fatto scattare, diciamo, quelli che erano i potenziali pericoli. I potenziali pericoli di sistemi informatici che, nonostante i costi, l'impegno finanziario sostenuto dallo Stato per attivarli e renderli operativi e quindi eseguirne anche la manutenzione, nonostante anche i premi di produzione che sono stati dati ai responsabili della security di questi sistemi fino a qualche mese fa, hanno dimostrato che più che sistemi informatici sono assimilabili a un utensile da cucina che si chiama colabrodo, perché sono talmente i buchi, diciamo, che hanno, che veniva solo l'imbarazzo della scelta. Io per quel poco che ancora ricordo, diciamo, delle nozioni di informatica con le quali ho formato la mia attività professionale, diciamo, sin da quando ero un ragazzo, sentendo quello che Miano spiega, mi racconta. Miano sicuramente un ragazzo di 23 anni, intelligente, preparato, è un ingegnere, quindi laureato, però diciamo non è un soggetto con una preparazione oltre è un po' quella che è la preparazione media un po' di tutti i ragazzi di oggi che studiano informatica, che studiano matematica, che fanno il liceo, ecco, perché le nozioni di Miano sono nozioni più di tipo liceale, perché la laurea l'ha conseguita adesso, quindi quando ha fatto le prime intrusioni già nel 2021 ancora si è appena iscritto all'università, quindi non aveva nemmeno conseguito la laurea. E devo dirle che, per quel poco che ne capisco, la sua spiegazione visto che non ci avevo mai provato a fare queste incursioni nelle banche dati istituzionali, mi ha reso un quadro allarmante. Cioè, se è vero, come sicuramente è vero quello che dice Miano, tanto che è vero che mi ha fatto gli accessi, è stato di una semplicità così inaudita, per cui di fronte a casi come questi, se vanno a svaligiare il cavo della Banca d'Italia, la notizia è hanno svaligiato il cavo della Banca d'Italia, ma se i ladri che vanno a svaligiare il cavo della Banca d'Italia lo vanno a svaligiare perché la vigilanza ha lasciato la porta aperta del cavo, la notizia è lasciata la porta aperta del cavo della Banca d'Italia che è stato svaligiato. Quindi qui bisogna stare molto attenti su quello che è il reale pericolo. Ecco, un ragazzo giovane come Miano, appunto, lei lo ricorda nei motivi per cui ha chiesto la scarcerazione e anche il trasferimento della competenza giudiziaria da Napoli. Insomma, Miano è entrato nei server e nelle mail della Guardia di Finanza, sicuramente, di Tim, di Leonardo, cioè l'ex Finmeccanica, di altre aziende che operano nel settore delle infrastrutture informatiche e anche nella rete del Ministero della Giustizia, giustizia.it, oltre ad aver avuto accesso e sfiltrando dati, cioè portando via dati alle caselle email personali di molti magistrati, dal dottor Gratteri in giù, sono più di 45, 47 mi sembra magistrati. Lei, se non sbaglio, dottor Genchi ha detto: se questo fosse stato un genio, e per di più un genio del male, avrebbe potuto fare molto male. Per fortuna che non è così, tutto sommato. Allora intanto mi permetto un attimo di correggerla, perché Miano ha Sì. fatto molto di più e molto di meno rispetto a quello che lei dice. Sì. Allora, intanto è entrato anche nella rete del Ministero dell'Interno, di cui poco si parla. Sì. E Gli inquirenti del Ministero dell'Interno non ci tengono a esaltare, diciamo, queste condotte. La interrompo solo un attimo, che invece è al centro delle infiltrazioni, diciamo, dell'ultimo caso, quello di Milano, no? Esatto. Lì hanno penetrato profondamente nelle reti del Ministero dell'Interno. Esattamente come Miano, solo che Miano non è andato a guardare i dati dello SDI, del sistema di indagine, perché non gli interessava fare questo tipo di attività per rivendere le informazioni. Miano ha fatto tutte ricerche e accessi selettivi alla sua posizione.
non ha controllato null'altro che la sua posizione. Però ha violato la stessa rete, cioè è entrato all'interno dello stesso cavò dove erano custodite le stesse informazioni, entrando addirittura nelle email riservate, nelle caselle PEC, addirittura, che hanno un livello di riservatezza superiore alla posta elettronica certificata, quella su cui viaggia la corrispondenza ufficiale con gli uffici giudiziari, con le procure, le informative, eccetera, dello stesso ufficio giudiziario che faceva le indagini nei suoi confronti. Cioè, mentre i poliziotti del CNAIP, che è il Centro Nazionale di Indagini Informatiche della Direzione Centrale della Polizia Postale, no? Facevano le indagini su Miano contemporaneamente faceva le indagini su quelli che lo stavano su di loro. investigando, quindi diciamo, è stata una contraerei, diciamo, alla fine della quale ovviamente Miano è finito in carcere perché Miano non aveva la possibilità di mandare in carcere quelli nei confronti dei quali faceva le indagini, ma se l'avesse avuto forse aveva più elementi Miano su di loro che loro su Miano. E io sorrido, mi scusi, perché veramente conoscendo questo ragazzo dal 2021, avendo un po' studiato il fascicolo e avendo anche una certa dimestichezza con la materia, io ho diretto il centro elettronico interregionale del Ministero dell'Interno per l'Italia meridionale per tanti anni, quindi so come sono fatte le strutture. E dico anche che al tempo in cui lo dirigevo io, nessuno è mai entrato nei server del Ministero dell'Interno, perché le strutture, diciamo, di sicurezza, l'architettura di sistemi, le infrastrutture erano assolutamente solide. Sarebbe lungo approfondire come e perché sono state resi permeabili questi accessi, perché veda, questi signori, diciamo, di Milano, da quello che si legge nell'intervista, nell'ordinanza di custodia cautelare, non è che operavano da soli, avevano la complicità di diversi soggetti all'interno di istituzioni come la DIA, come la Polizia di Stato, i servizi di sicurezza. Si parla di complicità di aziende e soggetti che operavano con le procure della Repubblica con noleggio di apparecchiature informatiche per le intercettazioni e per l'analisi informatica. Quindi parliamo di una compromissione ai più alti livelli degli apparati della sicurezza investigativa delle più importanti procure d'Italia, come quella di Milano. Quindi io temo che ci sia dell'altro. E poi c'è un aspetto importante che probabilmente, diciamo, nell'introduzione, per brevità, lei ha omesso di citare, ma che oltre all'accesso alla banca dati SDI del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate, delle segnalazioni per le operazioni sospette, Serpico, eccetera, e l'avere inoculato dei Trojan, quindi dei sistemi di intercettazione telematica su degli apparati smartphone, e aver eseguito delle intercettazioni telematiche di soggetti. Questo io ritengo che sia uno degli aspetti più insidiosi, se non il più pericoloso, perché pur non riguardando apparati e sistemi istituzionali, questo crea un allarme sociale, perché se noi iniziamo a diffondere questi Trojan e li rendiamo di facile e di immediata utilità da parte delle stesse ditte che fanno lo stesso lavoro per conto delle procure della Repubblica, che poi prestano le stesse tecnologie a coloro che li fanno per attività spionistiche, io temo che siamo in presenza di un qualcosa di veramente allarmante per tutti, perché sono stati intercettati illegalmente dei giornalisti, dei politici, degli uomini dello spettacolo, operatori, diciamo, del settore finanziario, quindi sono state carpite informazioni per eseguire delle operazioni, immagino, di aggiotaggio, perché non vedo quale altro fine potesse avere intercettare giornalisti che operavano nel settore dell'economia, bravissimi, peraltro persone di grande serietà, di grande preparazione, di grande correttezza, tanto che c'è voluta l'intercettazione abusiva per poter, diciamo, entrare, diciamo, nella sfera della loro privacy e della loro attività professionale, in previsione di un utilizzo che è stato certamente per fini fraudatori dell'economia. Quindi lì ci sono degli ulteriori reati che verranno sicuramente
fuori, che sono dei reati di aggiotaggio, dei reati di tipo economico, di tipo finanziario, che inevitabilmente verranno fuori, perché prima o dopo, peraltro, questi soggetti, a mio avviso, confesseranno, perché vanno incontro a delle pene altissime, per cui immagino che la strategia sarà quella ovviamente di cogliere tutte le attenuanti. Noto, se mi consente, una certa distonia. Miano, 23 anni, provato, lo dice l'ordinanza di custodia cautelare che lei ha letto e anche commentato, provato che avesse fatto accessi sì a caselle dei magistrati, dei pubblici ministeri, alle caselle PEC delle procure dove arrivano le informative, eccetera, ma non risulta avere ceduto un solo foglio di carta, una sola informazione a nessuno, ma avere controllato solo le sue informazioni. Non ne ha fatto mercimonio, diciamo. È in carcere in isolamento. Questi sono a casa loro tranquillamente agli arresti domiciliari, e probabilmente si vedranno. Questa cosa stride non poco, diciamo. E questa è la giustizia italiana, la giustizia a due velocità, se mi consente, la giustizia a due velocità, perché siccome Miano ha intercettato e quindi ha violato le mail dei magistrati, c'è il valore aggiunto, diciamo, ecco. Quindi, peraltro, come lei ha fatto notare, dottor Genchi, senza nemmeno non solo compravendere e quindi fare mercimonio per utilità delle sue informazioni molto riservate e anche molto delicate, non le ha usate, non le ha vendute, non ha fatto profitto, ma non ha neanche creato danni alle infrastrutture, alla rete informatica della giustizia. Non solo, veda pure la correttezza di Miano. Mentre i magistrati che lo indagano sostengono che non è vero, ora ovviamente appena aprono i computer si scopriranno che del PM che ha diretto le indagini ci sono 8 giga, diciamo, di dati della sua mail intera, con tutte le mail e tutti gli allegati, da quelli personali a quelli istituzionali. Miano addirittura, per dire qual è la correttezza di questo ragazzo, di come è veramente un ragazzo per bene, cioè profondamente onesto, profondamente, oltre che serio e intelligente, io chiedo a Miano, gli dico: senti Carmelo, dimmi per favore, in modo tale che io glielo dimostro al tribunale dell'esame, qualche dato personale che tu hai colto nelle email, in modo tale che io gli posso dimostrare che hai violato le loro email, per dimostrare l'incompetenza, perché è chiaro che non possono fare le indagini su Miano gli stessi magistrati che Miano ha spiato, no? È come se dopo che hanno fatto l'attentato alla Daura a Falcone, in cui rimase miracolosamente vivo perché la bomba che era messa sugli scogli non riuscì ad esplodere, le indagini sugli attentatori della Daura se li fosse fatti Falcone, insomma, cioè, sì. È impossibile, è previsto in Italia che in questi casi l'indagine la fa la procura distrettuale diversa, stabilita per legge, nel caso di Palermo e Caltanissetta, nel caso di Caltanissetta e Catania, nel caso di Catania e Messina, per Messina e Reggio Calabria Catanzaro, Catanzaro Salerno, Salerno Napoli, Napoli Roma e Roma Perugia, e si sale. E quindi questo spostamento territoriale che è fissato dall'articolo 11, io gli chiedo a Miano questo, e Miano, che ovviamente ha visto dei contenuti anche personali, diciamo, di questi magistrati che ha spiato, no? L'unica cosa che mi dice: guardi avvocato, io le posso solo dire che in una mail il pubblico ministero aveva mandato la sua carta d'identità elettronica personale in fronte al retro, e questa nel mio computer mi dice la directory dove si trova tutto, e che il procuratore Gratteri non utilizzava la mail per scopi istituzionali, c'erano solo delle mailing list dell'Associazione Nazionale Magistrati e ricorrenti della magistratura, alcune mail circolari della formazione decentrata penale, diciamo, per i magistrati, le mail che girano, diciamo, in circolare per tutti i magistrati, e moltissime mail di giornalisti che gli chiedevano interviste, partecipazione a programmi televisivi, eccetera. Per il resto non c'era nulla. Ho guardato con molta attenzione per cercare ovviamente le mie cose, perché Miano inizia a spiare la mail di Gratteri quando Gratteri a ottobre diventa procuratore della Repubblica, capo di Napoli, perché fino a quando era a Catanzaro non aveva motivo. Ora, il fatto che loro abbiano tirato fuori quelle mail di quei 40 magistrati al riesame con effetto sorpresa
mi sia consentito di dire una cosa, insomma, definirla stupida forse anche poco, ma era il modo per mettere Cantone in quell'elenco quando Miano non aveva le email e le password di 40 magistrati, aveva le email e le password di tutti i magistrati italiani, dal primo presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, all'ultimo degli uditori giudiziari, i cancellieri, i commessi, gli uscieri e gli autisti. Quindi che lui avesse Quindi doveva trovare un le... giudice a Berlino, mi consenta la battuta. Cioè, mi scusi, se io ho a casa l'elenco telefonico dove c'è pure il suo numero di casa, Certo. non significa che io ho intercettato lei, Certo. solo perché ho l'elenco telefonico. Sì, è chiaro, è chiaro. Se io faccio col mio cellulare delle telefonate, degli messaggi di stalker, giusto? A una ragazza o a 2 ragazze e poi c'è pure il suo numero nel mio cellulare, non significa che lei è vittima dello stalker, non so se è chiaro. Certo. Quindi quelle mail non ci azzeccano nulla perché Miano non si è mai occupato dei mail. Poi tra l'altro scrivono in quell'informativa ad arte, no? I magistrati di Perugia e poi quelli di Firenze, perché si preparano il colpo, perché così magari chissà Perugia non dovesse bastare, siccome dopo Perugia si va a Firenze, allora mettiamoci pure quelli di Firenze, così chiudiamo, Ci portiamo avanti. come se lì si ritornasse all'indietro poi, fino a legittimare che le indagini le possano fare i magistrati che sono vittime del reato. Peraltro le dico anche una cosa che mi creda con assoluta sincerità. E io sono anche un po' dispiaciuto che Napoli perda la competenza di questo processo, intanto perché ho grande stima del procuratore Gratteri, ma ne ho ancora di più per come hanno lavorato per questi pubblici ministeri che hanno condotto le indagini, che sono persone molto preparate, sono molto intelligenti e devo dire sono secondo me anche molto corretti nella gestione, diciamo, della loro attività. L'unica cosa che sinceramente contesto è questo accanimento con questa scelta del carcere, nella preoccupazione che Miano possa essere chissà quale soggetto pericoloso, e questa valutazione errata, esagerata che fanno di Miano tradisce un po' la loro intelligenza e la loro professionalità, che invece io gli attribuisco. Quindi se fossero degli stupidi, degli lei stolti, scrive mi aspetterei, diciamo, una scelta da persone così intelligenti, così preparate, che hanno fatto un'indagine così scrupolosa, devo dire, guardi, io ormai passo per avere già superato i 40 anni in cui smazzo e spalo, diciamo, di queste dottor cose. Genchi, Io un'indagine fatta così bene non l'ho mai vista, almeno quando le facevo io. Lei scrive, dottor Genchi, che è giusto che Carmelo Miano paghi il suo conto con la giustizia per i reati che ha commesso, no? Ma non deve diventare il capro espiatorio delle lacune dei dispositivi e delle politiche di sicurezza dei sistemi informatici nei quali pure abusivamente ha ceduto. Poi è stato intercettato per 2 anni, pedinato e via dicendo, non è emerso niente a suo carico da questo punto di vista, frequentazioni strane, contatti strani non ce ne sono. E lei scrive testualmente: non si è in presenza di un criminale, ma di un giovane sprovveduto che, nonostante la sua cultura e la sua intelligenza, non ha resistito alla curiosità di acquisire maldestramente notizie su procedimenti penali a suo carico, nei quali peraltro aveva anche avuto buoni risultati difensivi, no? Per cui non era proprio necessario che magari si intrufolasse nelle No, cose che lo riguardavano. secondo me io avverto un senso quasi di colpa, le dico con tutta sincerità, perché io temo che Miano non abbia avuto molta fiducia in me, o io non sono stato capace di trasferirgli una forma, diciamo, di E quindi ha tranquillità. detto: ci penso io da solo a E difendermi. quindi, siccome ha ritenuto che il suo avvocato fosse mediocre, non fosse all'altezza di difenderlo bene, nonostante, ripeto, qualche piccolo risultato, allora si aspetta un attimo e faccio da me. Quindi Però scusi, se Miano fosse stato al servizio della Equalize che c'è a Milano, che hanno scoperto ieri in questi giorni, insomma, avrebbe potuto fare danni ben peggiori di quelli che ha fatto. Anzi, assolutamente. Allora, guardi, le dico una cosa. Miano, oltre alle caselle di posta dei magistrati, dove c'era la corrispondenza che riguardava lui, il coordinamento delle indagini fra le procure di Gela, Roma e Brescia sui suoi procedimenti, sulle sue vicende,
Miano è riuscito ad entrare in tutte le caselle PEC di tutte le procure delle repubbliche, le direzioni distrettuali antimafia, dove arrivano le notizie di reato da tutte le forze di polizia. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E dalle quali caselle PEC i magistrati mandano alle forze di polizia le deleghe di indagine, i decreti di intercettazione, i decreti di fermo, le ordinanze di misura cautelare da eseguire. Cioè, se lui avesse esfiltrato tutte le ordinanze di misura cautelare da eseguire e le avesse rese note agli 'ndranghetisti, ai camorristi, ai mafiosi che stavano per essere arrestati, o avesse reso noto tutti i decreti di intercettazione che viaggiavano in chiaro avrebbe da queste terremotato caselle l'Italia. PEC, avrebbe bloccato tutte le intercettazioni, avrebbe consentito a tutte le persone che sono state arrestate di rendersi latitanti, avrebbe bloccato completamente, cioè avrebbe divulgato, bastava metterli sul web queste informazioni, sarebbe scoppiato un caso mondiale. E Miano non l'ha fatto. Miano, che poteva benissimo vendersi queste informazioni preziosissime a peso d'oro, non si è lasciato lontanamente passare dall'idea di lei, perché una persona che accede a tutte le caselle PEC, una persona che può accedere a tutte le caselle email dei magistrati, nelle quali caselle istituzionali passa di tutto, perché ormai le comunicazioni dei magistrati, a parte il telefono che usano raramente, avvengono solo attraverso messaggi di posta elettronica, perché la comunicazione, al di là del dato di sintesi, è sempre un trasferimento di atti. Io ti mando il verbale interrogatorio del pentito, tu mi mandi l'intercettazione dell'altro collaboratore o dell'altro mafioso. E così, in questo scambio di informazioni che c'è fra i PM degli stessi uffici giudiziari, fra i PM degli uffici giudiziari collegati, perché le indagini, quelle della Procura Nazionale Antimafia, tutte le caselle mail e PEC della Procura Nazionale Antimafia, dove arrivano d'obbligo tutte le comunicazioni di notizie di reato che afferiscono a fatti di criminalità organizzata o di terrorismo. Ma si rende conto? Ecco, ma lei tecnicamente come è possibile? E quanti possibili a questo punto Carmelo Miano ci sono in Italia? Guardi, io sono veramente preoccupato. Sono veramente preoccupato e Cioè, ma sono così impenetrabili queste strutture? E mi riallacciavo anche alla vicenda del banchiere, che secondo me è molto più grave di quello che Il banchiere di Bitonto, Coviello. Sì, ma non tanto per il Bitonto, che poverino secondo me l'ha fatto perché insomma un po' disturbato, aveva avuto qualche problema di noia sua, diciamo, nella fase avanzata, diciamo, dell'età, probabilmente anziché dilettarsi in altre cose ha iniziato a dilettarsi andando a guardare i conti dei clienti della sua banca. Ma io temo che l'avere lasciato aperte quelle porte e quindi avere consentito sostanzialmente a tutti gli addetti come lui di poter fare le stesse cose abbia reso possibile fare a tantissimi soggetti le stesse cose. E non capisco ancora perché, questo glielo dico da informatico, non da avvocato, io dico da informatico e glielo dico da investigatore, non capisco perché ancora non si vanno a guardare le log di questa banca. Perché non si guardano le log per vedere quanti altri come lui hanno fatto la stessa cosa? Perché io le dico che per la semplicità con cui ha operato questo soggetto, ritengo certo che non può essere stato da solo a fare quelle cose. Da solo nel senso che altre persone come lui, non che lui abbia agito in concorso con altri. E tenga conto un'altra cosa, che loro accertano condotte di 2 anni e quindi fermano, diciamo, down, diciamo, a 2 anni sostanzialmente solo per il fatto che i dati delle log sono registrati per gli ultimi 2 anni, non ci sono le precedenti, quindi non sappiamo tutto quello che è stato fatto prima. Non so se è chiaro. Quindi, peraltro, le devo anche dire che sì, la Presidente del Consiglio, poverina, che ormai insomma si sta un po' pigliando l'abitudine a farsi guardare sotto le lenzuola, sotto tutti gli aspetti,
questa poverina, non riuscendo a trovare altro sul suo conto, cercano di farla sbarellare, diciamo, di farle perdere la calma con queste stupidaggini. E quando ha fatto gli accessi sui conti della Meloni, ancora non era Presidente del Consiglio, né si lasciava ipotizzare che potesse diventare Presidente del Consiglio, quindi un fine politico, con tutto il rispetto, insomma, non ce lo vedo. Adesso qua si sta facendo la gara a chi ce l'ha più lunga, a chi è stato più intercettato, a chi è stato di me, sì, ma ci sono anche quelli del PD, ma ci sono anche, cioè, come adesso a fare, diciamo, il vittimismo bipartisan, nel senso ci sono pure io. Mi sembra un po' la stessa gara che si faceva quando uscì fuori che io stavo intercettando tutto il mondo, per cui insomma, uscivo parlamentari a destra e a sinistra, parlamentari che non si sapeva nemmeno che esistessero di nome, perché nessuno li aveva mai calcolati, che solo per il fatto di avere un numero di telefono, un tabulato, sono diventati importanti, hanno pure fatto carriera. Quindi mi sta sembrando un po' la stessa cosa, diciamo, la stessa rivedere lo stesso film. Se devo dirle, a mio avviso, diciamo, gli aspetti più gravi, diciamo, di tutte queste vicende sono la vicenda di Milano in assoluto. La vicenda di Milano in assoluto perché vede intanto ex appartenenti alle istituzioni con un passato, devo dire, insomma, su cui ci sarebbe molto da dire. Ecco, un suo illustre collega, mi viene da dire, no? Il dottor Gallo. Sì, su questo io mi astengo ovviamente dal fare giudizi, perché è un indagato, quindi ancora aspettiamo la sentenza e tutto. Però io le dico una cosa, io ho sempre diffidato di coloro che dall'interno delle istituzioni uscendo diventano investigatori privati o altro. Io ho fatto la scelta di fare l'avvocato. Quando io facevo il consulente dell'autorità giudiziaria delle procure, sono venuti in diverse occasioni, non a corrompermi, non ci ha mai provato nessuno, ma non tanto perché io fossi incorruttibile, secondo me, perché probabilmente, insomma, non mi hanno mai offerto quanto volevo. Però sono venuti a chiedermi delle attività di consulenza privata per dei processi su delle situazioni difficilissime offrendo anche, diciamo, dei compensi, diciamo, piuttosto elevati, ma molto più elevati di quelli che come consulente delle procure io avrei potuto percepire. Bene, io mi sono sempre rifiutato di accettare incarichi da privati mentre svolgevo l'attività istituzionale per conto delle procure. Così come quando sono andato in pensione dalla polizia e quindi ho iniziato a fare l'avvocato, ho iniziato a fare l'attività di penalista che facevo da giovane prima di entrare in polizia e non ho intanto accettato più incarichi di consulenza dall'autorità giudiziaria, sebbene me li hanno chiesti, mi hanno proposti e anche sollecitati più volte, perché facevo appunto l'avvocato. E ho fatto solo attività difensiva penale per conto di soggetti indagati, anche di gravi reati di mafia, di reati di criminalità organizzata. Cioè, nella vita l'importante è stare sempre da una parte e starci con coerenza. Quelli che entrano, escono dalla porta e poi rientrano dalla finestra e creano l'agenzia di investigazione, utilizzano i canali che avevano quando erano in servizio, eccetera, mi hanno sempre lasciato, devo dire, un senso, diciamo, senza volere con questo anticipare nulla, però adesso il coinvolgimento di appartenenti alle forze di polizia in queste indagini, di operatori della DIA, di aziende che lavoravano nel settore della sicurezza con le procure ed altro, le dico che crea, diciamo, non poche preoccupazioni su quella che è la tenuta di queste strutture, di queste infrastrutture, diciamo, che sono fondamentali nelle indagini giudiziarie. Ecco, lei prima ha usato un'espressione, hanno lasciato la porta aperta. Questo significa per incuria, per incapacità, perché mancano le competenze tecniche o per altri motivi? Guardi, purtroppo la burocrazia statale è fatta di soggetti che accettano, diciamo, un impiego, che fanno una carriera all'interno di strutture istituzionali a con trattamenti economici, diciamo, che
dire, sono a volte risibili rispetto a quello che invece le aziende private possono offrire, cioè un professionista, un ingegnere, un tecnico informatico, un analista di data science, big data, eccetera, non potrebbe mai fare l'impiegato, diciamo, statale. Chi decide di farlo ha una sua tranquillità, una sua, se vogliamo, sicurezza anche previdenziale, pensionistica, eccetera, farà anche una carriera, ha, diciamo, l'onore, diciamo, di far parte dell'istituzione dello Stato, però dal punto di vista economico non ha la remunerazione che gli spetterebbe, e le aggiungo, non ha nemmeno l'interesse a crescere professionalmente, quanto non avviene nelle strutture private, dove la formazione professionale, l'accesso alle nuove tecnologie è qualcosa di costante. Perché veda, il problema della sicurezza informatica è un po', se vogliamo, portando un esempio, quello che noi decidiamo quando facciamo la ristrutturazione della casa, no? Facciamo il bagno, facciamo i pavimenti, mettiamo le luci a LED, mettiamo gli infissi con i doppi vetri, facciamo il cappotto termico, e poi mettiamo anche la porta blindata e mettiamo le telecamere, l'allarme, no? Allora, nel fare il budget stabiliamo quanto dobbiamo destinare alla sicurezza, quindi le telecamere, l'allarme e la porta blindata, giusto? Bene. Quando ci sono gli investimenti tecnologici sul piano della gestione dei dati, quindi dei centri elettronici, diciamo, tutto quello che è la struttura dei sistemi informatici che presiedono a queste procedure, diciamo, su cui risiedono e vengono gestiti dati come quelli dello SDI, come quelli delle operazioni sospette, come quelli dell'Agenzia delle Entrate. Le dico che, io lo dico questo come esperienza, anche avendo gestito, diciamo, dati riservati, tenga conto che io per quasi 30 anni ho svolto l'attività di consulente dell'autorità giudiziaria e gestito dati delle indagini più importanti, da quelle su Berlusconi a quelle sulle stragi. Non è mai uscita una sola informazione dal mio studio, dai miei server. E tentativi probabilmente ci saranno stati, ma non sono nemmeno riusciti a essere censiti, perché c'è un sistema talmente blindato, sia dal punto di vista fisico delle strutture che dal punto di vista informatico. Quindi si può fare? Si deve fare, però io le devo dire che l'investimento che io da imprenditore della sicurezza privato ho speso per tenere lo standard di sicurezza delle informazioni sulle indagini che stavo facendo con la Procura di Milano su David Mills, su Berlusconi, sulla famosa sull'acquisto, sulla vendita dei diritti cinematografici, o nelle indagini su Cuffaro, sulle talpe alla DDA, o le indagini di mafia, o quelle su Bernardo Provenzano, il tesoro di Provenzano e altre cose, o sulle stragi. Io ho speso per la sicurezza più di quanto ho speso per le infrastrutture. Cioè il costo dei computer, dei server, delle tastiere, dei monitor, delle sedie ergonomiche per i miei collaboratori, eccetera, aveva il valore X. I costi per la sicurezza complessiva della struttura erano X più Y. Lo Stato non fa questo. Lo Stato non lo fa per questioni di soldi? No, non lo fa per questioni di scelte politiche da parte di chi presiede questi organi, perché sono tutti soggetti o nominati con la politica o nominati per raccomandazione o che fanno carriera in sistemi che attengono un po' a quello che è il clientelismo, il nepotismo, il cognatismo, chiamiamolo come vogliamo, diciamo, degli apparati istituzionali, che sono sostanzialmente demotivati, perché, ripeto, torniamo al punto di partenza, perché sono pagati anche 2 lire o 2 euro, per tradurla in moneta contante, e quindi manca quello che è l'attenzione del privato. Però anche i privati, se lei considera che sono stati violati i sistemi della TIM, che sono stati violati i sistemi di Leonardo, che non sono lo Stato, anche lì c'è stata una carenza della gestione dell'investimento infrastrutturale. Non so se rendo l'idea. Certo. È stato violato quello della banca, però ci sono altre banche che non sono state violate.
E lei come se lo spiega che in altre banche queste cose non succedono? Se lei considera, per esempio, io sono correntista di una banca che si chiama Widiba. Widiba è una banca che nasce, diciamo, dopo le note vicende del Monte dei Paschi di Siena, siccome i correntisti, quelli cattivi, incagliati, erano rimasti là, quelli buoni se ne stavano tutti andando, per non li fare andare creano questa banca, investono tutto sul software, che all'epoca vinse pure il premio come il migliore software di gestione, diciamo, dell'home banking. E io ho scelto questa banca perché era la banca che mi dava non tanto il maggiore interesse, perché poi il problema non era quello di avere remunerazioni, perché non ho, diciamo, niente da investire, ma avere una sicurezza di una banca che mi garantisse sotto il profilo della privacy, sotto il profilo della sicurezza dei dati. Ho scelto quella banca perché era la banca che aveva all'epoca, e che ancora ha, uno dei migliori software di home banking, flessibile, funzionale, eccetera. Non so se rendo l'idea. Se lei guarda, per esempio, il sito di Amazon e il sistema di Amazon, lei mi deve dire se in tutto il mondo Amazon è a prova di bomba. Certo. Se c'è qualcuno che è riuscito a comprare con Amazon senza pagare. No, assolutamente. Le truffe con Amazon si fanno, si fa di tutto, ma non di bucare il sistema. Cioè lei non riesce a farsi arrivare le iPod senza pagarle, perché se lei non paga o con la carta di credito o i buoni Amazon o con altri sistemi di pagamento elettronico, carta di debito, eccetera, lei le AirPod non le arriveranno mai a casa. Ora io dico, se Amazon funziona bene, se il sito dei panettoni di Fiasconaro, che è quello del mio paese, che produce i migliori panettoni artigianali d'Italia, o i biscotti Tumminello, non li ha mai bucati nessuno e nessuno riesce a mangiarsi il panettone gratis, perché i panettoni del Ministero dell'Interno, dello SDI, dell'Agenzia delle Entrate, eccetera, devono diventare merce di scambio di questi malfattori? Ecco perché? Io lo stavo per chiedere il perché. Perché allora, c'è qualcuno che lascia le porte aperte, ha capito? Cioè, perché le lascia aperte? Perché il punto lei mi dice le lascia aperte perché tanto è lì per nomina politica, per nepotismo, non gliene frega niente, e poi, diciamo, nessuno investe su queste cose strutturali, perché forse perché non ne hai un tornaconto, non ne hai un'utilità, però si può fare. Certo, si può fare, ma non si può fare, cioè, quando adesso le siamo pene. Come dice Nordio aumenta le pene, c'è il rimedio di aumentare le pene. Appunto. È come il marito che si taglia l'uccello dopo che la moglie ha fatto le corna. Cioè, ma che discorsi sono? Cioè, il dispetto lo fai a te stesso. Aumentare le pene è proprio la dimostrazione della impotenza più assoluta dello Stato di fronte a queste cose. Tu devi prevenire e devi reprimere, devi aumentare i sistemi di sicurezza, devi aumentare i sistemi di controllo. Mi scusi, lei ha fatto un paragone chiarissimo. Il Ministero dell'Interno dovrebbe essere come Amazon. Certo, basta guardare. E potrebbe esserlo, no? Basta che guardano siti come Amazon. Cioè, scusi, lei ha mai visto qualcuno che riesce a comprare un biglietto di Trenitalia senza pagarlo? Lei ha mai visto qualcuno che riesce a comprare un biglietto di ITA o di Ryanair senza pagarlo? No. Ha mai sentito la notizia acquista biglietti o truffa a Ryanair, truffa a Volotea, truffa a ITA comprati? No. Se lei considera anche nelle infrastrutture statali, poste italiane, con tutto quel male che si possa dire delle poste, che ancora hanno una cultura purtroppo becera per la parte che è legata ancora all'aspetto statalista di questa struttura. Ma Poste Italiane ha fatto degli investimenti sul piano dei software, dalla gestione delle raccomandate, alla gestione dei conti correnti, alla gestione dei libretti, alla gestione dello SPID, che sono avanzatissimi, che sono evolutissimi, e nessuno ha mai bucato quei sistemi. Cioè lei mi vuole, e là ci sono i soldi, Le truffe e le PostePay avvengono a valle, cioè soggetti che utilizzano la PostePay per truffare, e utilizzano anche le potenzialità di sicurezza che PostePay dà per ingannare la buona fede altrui, facendosi accreditare i soldi nella PostePay, che è una garanzia di una carta di debito e di pagamento o di riaccredito che dà affidabilità. Queste domande si dovrebbe fare il ministro Nordio, il Presidente del Consiglio, gli altri ministri che si occupano di questo problema. Perché questi siti nessuno li ha mai bucati, e i siti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Finanza sono dei colabrodo? Ecco, appunto.
Lei ha già dato la risposta, diciamo, però mi sembra che si stia andando ancora una volta nella direzione delle gride manzoniane. Inaspriamo le pene, come diceva lei prima, del resto l'abbiamo letto tutti. Anche a sto giro abbiamo perso un'occasione, allora perderemo per l'ennesima volta l'occasione. Guardi, io temo che il passaggio successivo riguarderà prima o poi, se già non ci siamo arrivati, anche un attacco al cuore delle istituzioni. Quando lei consideri che si parla addirittura che sarebbe stata violata una mail Del Presidente della Repubblica, Mm. io per quello che conosco Mattarella ritengo che non sia assolutamente a rischio, perché Mattarella è una persona talmente trasparente per cui leggendo i contenuti delle sue mail si può avere una rappresentazione ancora migliore e più esaltante di quella che è la persona. Magari se fosse stato il suo predecessore, insomma, forse aveva qualcosa di cui preoccuparsi se si fossero lette le sue mail. Di Mattarella sotto questo aspetto non è a rischio, non è a rischio la sua mail, non è a rischio come persona. Però lei vede un'escalation, tutto sommato. Sì, io vedo un'escalation. Ma da parte di chi alla fine? Perché ci sono gli... poi c'è un'altra cosa che volevo chiedere, ancora le rubo qualche minuto, no? Guardi, Perché... se questi hanno, mi scusi se la interrompo, sì, se prego, questi prego. hanno la possibilità di inoculare Trojan su tutti gli smartphone che vogliono, ecco, questo è il punto. siccome i numeri di telefono delle persone li conosciamo tutti o li possiamo avere tutti, a cominciare da quello del Capo dello Stato, a quello della Meloni, a quello del Ministro della Difesa, a quello del Ministro della Giustizia, ce l'hanno i giornalisti, ce l'hanno un sacco di persone, apparati addetti alla sicurezza, eccetera, per necessità. Io mi inoculo un Trojan nello smartphone del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, del Ministro degli Esteri, del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno, cioè io penso che a questo punto lo Stato sia sotto assedio. Cioè, veramente siamo in una situazione di pericolo per cui è necessario, diciamo, trovare le soluzioni. Io ritengo che sia necessario l'istituzione di un'autority seria per la privacy. Noi abbiamo un garante per la privacy che non so quanto ci è costato, sarebbe interessante fare una ricerca anche universitaria su quelli che sono stati i garanti della privacy, che dico, in tutta la sua storia l'unica indagine che ha saputo fare, l'unica sanzione è quella che ha fatto a me per violazione della privacy, mi ha dato una sanzione di circa 200.000 euro, che poi è stata annullata in primo grado, in secondo grado e pure in Cassazione, quindi hanno fatto pure la figura dei penecottari, si sono fatti ridere pure dalla Cassazione perché hanno avuto pure il coraggio di ricorrere persino in Cassazione per rivendicare al pericolo della privacy che ero io. Gente che non ha mai fatto nulla per tanti anni, insomma, hanno fatto carriera. Quando lei considera che il garante della privacy che mi infliggeva queste sanzioni era un dermatologo, per cui insomma, cioè io, informatico, che ho detto ai dati, vengo sanzionato da un presidente della privacy che era dermatologo, che aveva però una buona, diciamo, una buona aiutante che era la moglie di Vespa, per cui insomma quantomeno era un magistrato, quindi l'avrà guidato sicuramente, insomma magari sentendosi pure con Chiara Vallotti che era l'ex vice capo della privacy, che era il soggetto di cui io mi stavo occupando nelle indagini. Ricordo bene quelle vicende. Però per tornare alla questione del si può fare, allora si può fare di applicare il modello Amazon anche alle strutture pubbliche, dal Ministero dell'Interno in giù, ma per evitare che il Trojan venga inoculato nei telefoni, e lei ha accennato prima a questo discorso, ci sono aziende private che a fini di giustizia in certe indagini usano lo strumento del Trojan. Se però tu mi usi quello stesso strumento con le finalità, diciamo, della cricca di Milano, degli spioni di Milano, si aprono tutt'altri scenari. Com'è che facciamo a evitare che si possa fare questo? Perché questa è un'altra cosa ancora, no? Rispetto al modello Amazon. I poliziotti e i carabinieri portano le pistole per difendersi e per usarle nei casi in cui sono necessari per difendere la sicurezza propria e quella dello Stato e l'applicazione delle leggi. I killer e gli assassini portano le stesse pistole per fare gli omicidi, per fare gli attentati, quindi i Trojan sono esattamente come le pistole, bisogna vedere chi un li mezzo, porta uno strumento. e per che cosa li usa. Quindi è diciamo possibile evitarne un uso improprio o no? Guardi, le dico che la protezione magari sottoporlo a quella stessa autorità che lei diceva prima, un controllo molto più ferreo. Lì ci vuole ancora qualcosa di
più importante su un piano che non può essere solo quello della legislazione nazionale o dell'attività di polizia giudiziaria di un singolo Stato, perché le applicazioni attraverso le quali ormai il Trojan viene inoculato clandestinamente nei telefoni, lei consideri WhatsApp, no? Io le mando con WhatsApp, le mando per esempio l'ordinanza di custodia cautelare dell'ultima operazione di Milano, giusto? Sì. Allora io metto all'interno di questo file di PDF di Acrobat, inserisco un link, semplice link, che fa riferimento a un altro sito, no? Che le consente magari di aprire un allegato, di aprire un audio, un'intercettazione, vedere un video, vedere una fotografia, no? Che magari non può essere incorporata nel documento elettronico, ma viene inclusa sotto forma di link ipertestuali. Bene, se lei ci fa caso, i messaggi che ci arrivano su WhatsApp, sia dalle pubblicità, sia dallo spamming, sia dagli scherzetti, delle barzellette che ci mandano gli amici, eccetera, insomma, continuamente, anche contenuto ludico, contengono tutti dei link, dei rinvii ad altri siti, vuoi su TikTok, vuoi su Instagram. Vuoi... Bene, se io in uno di questi link, che lei pigia in maniera ormai automatica, senza manco accorgersene già, mentre apre il telefono e guarda il messaggio, invio il comando di installazione del Trojan. Quindi lei sta pensando di vedere TikTok, una scena pure simpatica, e mentre vede il filmato di TikTok di 10, 20, 15 secondi, 30 secondi, il Trojan le sta entrando nel cellulare. Ha capito? A quel punto questo è un qualcosa dal quale non possiamo difenderci. E qui sovviene la risposta che io diedi molti anni fa, quando un suo collega mi chiese: ma dottor Genchi, allora secondo lei qual è il telefono veramente intercettabile? C'è un telefono che non è intercettabile? E io dissi: sì, c'è un telefono. Allora ce lo dica, qual è? È il telefono guasto. Io ho detto. Il telefono guasto è l'unico che non si può intercettare. Io le aggiungo che col Trojan non è nemmeno così, perché se il telefono è guasto o è spento, il Trojan continua a funzionare. Io spengo il telefono e il Trojan funziona. Ha capito? L'insidiosità di questo sistema di intercettazione che è stato creato e che viene migliorato tecnologicamente, poi magari ci sono i Trojan, diciamo, istituzionali che si accendono e si spengono quando non conviene, per cui se Palamara parlava per dire con Ferri, il Trojan funzionava. Se Palamara parlava con Pignatone, il Trojan non funzionava. Quindi era corrente alternata, diciamo, ecco, un Trojan, diciamo, bipartisan, un po' a secondo che si staccava in automatico a secondo con chi parlava Palamara. Quindi questi sono gli aspetti poi devianti dell'uso di questi sistemi, no? Quindi a questo punto le dico che c'è veramente da preoccuparsi. Lo Stato dovrebbe veramente stare allerta e affidare la responsabilità del controllo di queste, perché veda, qui non è che si tratta di avere il super poliziotto, cioè qui ci vuole. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Gente veramente capace di capire questi fenomeni sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista giuridico, sia da un punto di vista investigativo. Cioè occorrono tre sintesi di tre professionalità che si devono unire in un soggetto che deve essere capace di capire come affrontare queste problematiche da un punto di vista intanto istituzionale, poi legislativo e poi operativo e repressivo giudiziario. Perché procedere con gli aumenti di pena, con le indagini a saltare, per cui prima è uscita a Napoli, poi è uscito Perugia, poi ora viene Milano, probabilmente adesso verrà a Roma con qualche altra cosa. Così non andiamo avanti da nessuna parte, perché le procure è chiaro che stanno facendo un lavoro esemplare. Questa è un'indagine veramente sofferta, in cui devo dire, ripeto io, l'unica distonia che noto rispetto alla vicenda Miano è in carcere. Questi sono i domiciliari, però dico, per carità, insomma. Se però vogliamo aggiungere una cosa prima di salutarci, ed era l'ultima questione che le volevo porre, dottor Genchi, Miano è in carcere, ma il carcere era stato in isolamento addirittura, mentre il carcere era stato chiesto anche per Striano e Laudati, Direzione Nazionale Antimafia, altro caso di spionaggio tra virgolette istituzionale, no?
In quel caso non è successo nulla di tutto questo. L'ha chiesto il dottor Cantone, il carcere. L'ha portato tutto in una commissione particolare, la commissione antimafia, non credo a caso. E però, diciamo, il carcere in quel caso non è scartato, e mi sembra che la vicenda sia stata tutto sommato messa sotto una sordina, grosso modo. No, sulla sordina non credo, perché Mm. insomma io ritengo che comunque i magistrati di Perugia stiano facendo un lavoro, diciamo, Sto comunque. parlando mediaticamente anche, certo. Vabbè, mediaticamente, scusi, nel momento in cui ne spunta un'altra si assorda la precedente, Sì, un fatto sì. e guardi che è quasi naturale. Per assordare, per non fare sentire un rumore, basta creare un rumore più forte di quello che disturbava prima, e lei non lo sente più. Quindi qui i casi, diciamo, vanno avanti l'uno presso all'altro, cioè perché quello che il successivo è più grave del precedente, quindi al di là poi che uno va in carcere e Ecco, ma l'altro no. quel caso lì, Striano Laudati, Direzione Nazionale Antimafia, cosa le dice a lei, dottor Gini? Ma guardi, allora, intanto mi dice che le prove erano tutte acquisite in via documentale, cioè non c'era rischio di inquinamento delle prove perché gli accessi abusivi erano tutti accertati. E poi non c'era un pericolo di inquinamento delle prove perché non si potevano cancellare le log. I soggetti erano stati rimossi dalle rispettive attività, per cui non avevano più possibilità di reiterare reati. Sinceramente le dico in tutta onestà che né Striano né Laudati possano pensare di fuggire per evitare di scontare la pena. Quindi il fatto che le esigenze cautelari non siano state ravvisate dal giudice, il giudice non ha detto che non c'è la gravità indiziaria, Sì. assolutamente, anzi, il giudice ha detto che ci sono queste esigenze cautelari social preventive tali da rendere necessaria la carcerazione di questi soggetti che la procura prudenzialmente aveva chiesto. Però, insomma, probabilmente lì do perfettamente ragione a Cantone, quantomeno una misura interdittiva poteva essere applicata, cioè evitare che queste persone possano esercitare pubbliche funzioni anche con ruoli diversi, perché Striano è ancora in servizio, insomma, Laudati potrebbe esercitare, diciamo, le stesse funzioni diverse, magari in un altro ufficio o con altre qualità. Quindi, diciamo, secondo me l'appello, diciamo, cautelare che il procuratore Cantoni ha fatto un minimo di fondamento, se non per la detenzione in carcere o agli arresti domiciliari, certamente ce l'aveva per l'aspetto di un'applicazione di una misura alternativa. Ma quella vicenda lì le dice qualcosa di diverso rispetto al caso di Milano? Allora, quella vicenda sotto certi aspetti, diciamo, ha maggiore gravità di quella di Milano, perché vede, in quella di Milano c'è una spiegazione molto semplice: questi vendevano le informazioni. Sì. Quindi, E anche a fior di aziende, diciamo, importanti. esatto, e certamente facevano business, emerge anche con le cifre, gli importi delle fatture, fatturavano addirittura per l'attività illecita che facevano, quindi sotto questo aspetto si erano pure messi in regola a pagare pure l'IVA e le tasse sui soldi che vendevano. Quelle di Striano, se sono delle attività illecite, e questo dovrà essere accertato ovviamente, venivano fatte per fini diversi da quelli economici, quindi possono essere fini di destabilizzazione politica, fini di ricatto istituzionale, di interferenza nei poteri dello Stato, quindi che riguardano e che afferiscono a un reato molto grave del nostro ordinamento giuridico, che è il condizionamento, diciamo, dei pubblici poteri che sono a salvaguardia delle istituzioni democratiche. Quindi è molto più grave, diciamo, minacciare un potere pubblico istituzionale che svolge funzioni di governo, che non fare mercimonio di informazioni. Ecco, se lei teme l'escalation da esperto qual è, io da cittadino sono molto preoccupato. E l'ultima domanda che le faccio è: in altri paesi la situazione è migliore o peggiore rispetto al quadro italiano da questi punti di vista che abbiamo esaminato oggi? Che lei sappia. Allora le dico questo: in altri paesi dove esistono normative e regolamentazioni diverse non c'è una corsa allo spionaggio, alle intercettazioni come c'è in Italia. In Italia purtroppo abbiamo perfezionato un po' troppo queste tecniche per fini istituzionali, per fini investigativi, e alla fine ne siamo rimasti prigionieri.
In buona sostanza le istituzioni stanno per essere affogate, impiccate nello stesso cappio che avevano creato per gli altri. Quindi sono rimasti impigliati nella rete che avevano buttato. Dottor Genchi, lei ha vissuto gli anni, lo ricordavo prima, delle stragi terribili, Capaci via D'Amelio. A me pare che stiamo entrando in un tipo di guerra diversa, ma non meno preoccupante. No, è la mia sensazione. Mi conforti oppure mi rincuori lei? Guardi, noi avevamo avuto l'attentato a Chinnici, in cui scoppiò una autobomba che travolse il consigliere istruttore Chinnici, che fu travolto, diciamo, in quella strage. Poi c'è stato Capaci, il 23 maggio, a distanza di poche settimane, il 19 luglio, un'altra autobomba, via D'Amelio. Noi in quei giorni guardavamo i cassonetti, guardavamo le macchine posteggiate, avevamo la fobia di tutto, cioè, perché non sapevamo quante altre bombe potessero scoppiare, quali altri obiettivi potessero essere a rischio. Si è protetto tutto, sono state date le scorte a chiunque, a qualunque magistrato, anche a quelli che svolgevano funzioni gregarie, le macchine blindate per quel poco che potevano valere, perché pure Falcone, pure Borsellino avevano le macchine blindate come gli agenti di scorta, eppure sono saltati e sono morti con tutte le macchine blindate. Adesso viviamo, diciamo, un po' la stessa fobia, perché, ripeto, l'accesso ai dati dello SDI, a me e a lei, che siamo persone per bene, non ci tocca, perché io e lei allo SDI non abbiamo nulla, cioè se entrano allo SDI e ci controllano possono solo vedere che siamo delle persone per bene. Però se ci inoculano il Trojan nello smartphone, le dico sinceramente che la cosa quantomeno mi dà un po' di fastidio. Ecco. Cioè, consideri che insomma io ho dei clienti, alcuni clienti sono latitanti, altri ci vado a parlare, parlo con i familiari, mi raccontano, mi spiegano meglio come sono andate le cose, mi danno la loro versione delle cose. Cioè, le immagini, io che faccio l'avvocato, ho sempre lo smartphone sul mio tavolo accanto a me Certo. e mi vanno a vedere e mi vanno a sentire tutto quello che io mi dico. Per il resto della vita privata non me ne frega niente, insomma, non penso di avere nulla da nascondere, da preoccuparmi, però per l'attività professionale mi crea una forma di angoscia, cioè io le dico che Questo vale anche per i giornalisti che lei citava prima. Da qualche giorno lo porto in bagno, lo lascio fuori se devo fare un'altra conversazione, cioè non viviamo più tranquilli, questo è il punto, cioè noi persone per bene che paghiamo le tasse, che ci comportiamo diligentemente, che nemmeno parcheggiamo in divieto di sosta o sulle uscite pedonali, che siamo attentissimi a tutto, questa vicenda ci ha creato angoscia, ci dà un senso di preoccupazione. Siamo persone offese sostanzialmente o danneggiate da dall'apprendere che dei dispositivi informatici importanti utilizzati nelle indagini giudiziarie possono essere utilizzati da chiunque per colpire chiunque, considerata, ripeto, la fragilità, gliel'ho spiegato, l'inoculazione di un Trojan ormai è più semplice dell'installazione di un programma che scarichiamo dall'Apple Store o da Google Play. Quindi consideri, diciamo, qual è il rischio che questi telefoni, che poi ormai sono sofisticatissimi perché hanno dei microfoni che funzionano benissimo, hanno delle telecamere ad altissima risoluzione, tutta questa potenzialità per cui andiamo a spendere 1.000-2.000 euro nell'iPhone 15, nell'iPhone 16, nell'ultimo Samsung o nel migliore tablet, e poi questi stessi strumenti con tutte queste potenzialità che abbiamo pagato a peso d'oro per utilizzarle per la nostra attività professionale ci vengono ritorte contro e vengono utilizzate contro di noi per carpire ancora meglio, ancora di più la nostra privacy. E questo è un qualcosa che deve veramente far riflettere, perché siamo tutti a rischio, dal capo dello Stato all'ultimo degli extracomunitari che si trova più o meno clandestinamente nel territorio dello Stato italiano. E proprio perché lei citava prima Giovanni Ponce e Gianni Dragoni, due valenti giornalisti economici. Se scrivono cose che non piacciono a qualcuno, anche loro subiranno lo stesso trattamento. Immaginiamoci i riflessi, diciamo, per un'altra professione delicata come quella del giornalista, oltre alla sua, l'avvocato. È sotto gli occhi di tutti, diciamo, che il pericolo di questa situazione. Ma io non penso che sia stato uno spionaggio punitivo quella dei due giornalisti.
giornalisti. Io penso che sia stato uno spionaggio preventivo. Preventivo, certo. Certo, loro volevano prevenire quello che loro potessero scrivere e quindi poi operare con delle azioni, operazioni di borsa, operazioni commerciali, economiche, eccetera. Preventivo. Lei consideri, per esempio, leggo dei passi alla misura cautelare, nella misura in cui ovviamente sono fatti veri e riscontrati, che sono stati fatti spiare dai dipendenti di un'azienda per vedere se erano fedeli ed altri che si presumeva fossero amici loro che potevano dare informazioni ai giornalisti, quindi non trovando il contatto hanno fatto la intercettazione doppia di questi due bersagli separati. Poi una cosa terribile che ho letto nella misura cautelare, sono stati acquisiti i tabulati. Cioè su questa storia dei tabulati, dopo la vicenda Tavaroli, sembrava che fosse stato risolto il problema delle aziende telefoniche, della secretazione dei dati e del controllo e della possibilità di estrarre dei dati attraverso dei decreti dell'autorità giudiziaria e non attraverso la libera discrezionalità di un soggetto. Lì c'è veramente da riflettere, c'è intanto da vedere qual è l'azienda telefonica della quale sono stati acquisiti i tabulati e quindi aprire un focus su quell'azienda telefonica e mi sia consentito, se è il caso, arrivare anche alla possibilità della sospensione della concessione. Della concessione, certo. Se il governo e lo Stato ha gli attributi, diciamo, deve cominciare un attimo a tirarli fuori, perché un'azienda telefonica che non tutela la nostra sicurezza delle comunicazioni e dei dati personali che noi che deve gestire e che noi paghiamo per averli gestiti, non può avere la concessione. Cioè, se il gestore del cinema non mette gli estintori o non crea le uscite di sicurezza, o il gestore del bar non crea il bagno degli handicappati e non crea le strutture io gli ritiro la licenza, lo chiudo, chiudo il cinema, chiudo l'albergo, non so se è chiaro. Certo. Così come se l'azienda telefonica, se un'azienda che fa il traffico aereo non fa la manutenzione agli aerei, l'ENAC non li fa volare più quegli aerei di quella compagnia. Così pure un'azienda telefonica che non è in condizione di tutelare la sicurezza delle comunicazioni che gestisce deve essere chiusa. Non può continuare a gestire la privacy dei cittadini. Quindi gli interventi del governo, secondo me, sono molteplici. Devono veramente allarmarsi questi ministri, però poveretti pure loro, presi dalle varie bocce, dalle varie vicende del Ministro della Cultura, tutto il casino che sta succedendo, io non so più da che lato devono pensare prima, insomma, e con quale serenità possono affrontare questi problemi seri dello Stato quando devono risolvere i propri. Allora, io ringrazio per questa lunga conversazione Gioacchino Genchi. Dottor Genchi, la ringrazio veramente. Vedremo poi magari di ricommentare i provvedimenti eventualmente presi in una direzione auspicabilmente pratica, concreta, pragmatica, come quella che ci ha delineato lei, speriamo, e se no commenteremo lo stesso quello che verrà fuori, insomma, da quest'altra tornante della nostra storia. Intanto grazie a Gioacchino Genchi e a presto, dottor Genchi. Grazie, arrivederci, grazie. Avete ascoltato